Allora, questo salto in avanti, il nostro slogan, l'abbiamo fatto, mi pare, quest'anno. L'abbiamo fatto in che senso? Con un profondo desiderio di cambiamento. Il cambiamento, lo sappiamo, deve prima di tutto partire dal singolo individuo, no? Se uno non desidera un cambiamento, no? Diventa la propria vita, le proprie idee. Certo, bisogna anche chiarirci bene cosa vogliamo nel presente e nel futuro. Allora, questo salto in avanti è stato per un cambiamento e questo cambiamento da parte del Teatro di Sardegna è veramente grande, quello che abbiamo fatto quest'anno. Il Teatro di Sardegna ha fatto rete con le varie realtà della Sardegna e da queste realtà sono emersi tanti talenti, tanti giovani talenti di cui noi avevamo assolutamente bisogno. Non solo loro ci cercavano, ma noi avevamo bisogno di questi talenti. Sono arrivati e ci siamo messi a fare formazione con loro insieme a un ventaglio di registi molto interessanti della compagine italiana e internazionale. C'erano tante certezze. In fondo, cosa chiedeva il Ministero, che è stato un po' l'artefice di questi cambiamenti? Ha chiesto di essere accoglienti, di essere in ascolto, di far finta di avere una casa molto molto più grande, senza nemmeno essere nella fase di progettazione della casa più grande, ma quindi nemmeno nella fase di costruzione. Quindi insomma essere in una stanza pensata per 2 persone, ma doverla vivere in 20. E devo dire insomma che è veramente la scelta più coraggiosa. E a questo punto quest'anno mi sento di affiancare la parola rischio, che resta, insomma ne abbiamo corsi tanti di rischi in questo anno, abbiamo toccato anche piccoli fallimenti, conflitti, ripensamenti, cambi di direzione, insomma normale quando stai costruendo un progetto da zero. Però ecco, mi sento di aggiungere anche queste 2 parole, quindi ascolto e accoglienza. Perché poi in fondo non è che il teatro è un'isola felice, un microcosmo che vive a sé, è un po' la condizione che viviamo nella contemporaneità, cioè essere in una posizione di ascolto, di accoglienza e di rischio nel momento dei grandi flussi, nel momento dei grandi cambiamenti, nel momento di grandi complessità che la realtà contemporanea sta vivendo. Ecco, noi non possiamo essere il luogo che costruisce muri se non vogliamo i muri fuori da questo spazio. Abbiamo usato questo termine, abbiamo immaginato il teatro come un laboratorio delle moltitudini, quindi appunto uno spazio in grado di creare condizioni di incontro, un po', Maria Grazia un po' vi ha raccontato qualcosa, cioè non uno spazio definito, ma uno spazio che si modella, si costruisce insieme a chi lo frequenta dalla mattina alla sera, in cui il momento di spettacolo è solo uno degli aspetti, forse sia anche importante, ma non necessariamente il più importante. Ecco, il Teatro di Sardegna la sa fare molto bene, ha dimostrato davvero una capacità incredibile, non solo di fare rete semplicemente, come semplicemente, nel caso fosse semplice, insomma, unendo diversi soggetti che prima magari non si erano mai parlati, in alcuni casi se si erano parlati un po' in cagnesco, ma ha avuto una capacità di apertura, una capacità di generosità verso Cagliari, ma questo è l'unico trick della regione Sardegna. Un drammaturgo francese scomparso tempo fa, si chiama franco-belga penso, Bernard-Marie Coltès, un grandissimo drammaturgo, diceva: la cosa che non mi piace nel teatro è che quando entro capisco subito che la vita è da un'altra parte. Invece lo devo dire, cioè, insomma, tutta questa progettualità, questa relazione, anche il fatto stesso che si sia oggi su quello che è il motore poi dell'arte, mi sembra che qua invece proprio c'è insomma un grande sforzo per accoglierla la vita.